Grassello di calce. Mettiamo che ci si debba impegnare in una ristrutturazione, magari di un edificio che presenta numerosi dettagli storici o di pregio, come magari una parete dipinta in stucco veneziano. Necessita un intervento rispettoso di queste caratteristiche e il materiale da privilegiare potrebbe essere la calce innanzitutto. È possibile distinguere una calce aerea e una calce idraulica, quest'ultima, a base di idrossido di calcio. Può far presa anche se immersa in acqua, la prima deve il suo nome alla capacità di fare presa soltanto all'aria. Quando la calce aerea si presenta sotto forma di pasta idrata lungamente maturata in apposite fosse, allora si parla di grassello di calce, utilizzato sin dall'antichità per la realizzazione di malte, intonaci, stucchi, pitture, coloriture e finiture architettoniche. Ma a cosa è dovuta così tanta longevità storica? Indubbiamente alle sue molteplici proprietà. A cominciare dalla struttura, i cristalli in esso presenti producono un incremento graduale delle resistenze e conferiscono alta permeabilità, al contrario delle malte cementizia, che possono imprigionare umidità, che le consente di ridurre i fenomeni di condensa e muffa, protezione che si estende pure al paramento murario adiacente a quello su cui è applicato. Inoltre, essendo il grassello di calce caustico, possiede buone capacità antisettiche e disinfettanti, che lo rendono ideale per igienizzare gli ambienti. Se state cercando un preventivo imbianchino, contattateci al 34 93 44 26 76. Se fin dal passato più remoto viene utilizzato in giunti, intonaci e stucchi, è grazie alla capacità di mantenere coesione e plasticità, che rendono facile e ottimale l'esecuzione, oltre che per l'estrema durevolezza nel tempo. Il grassello di calce, infatti, non tende a distaccarsi sotto forma di pellicola dal substrato, ma si consuma e degrada con esso. Inoltre, le finiture che si ottengono col suo impiego combinano una morbida tessitura superficiale con una lucentezza che dona vivacità e piacere estetico alle murature. Ma i pregi non sono ancora conclusi. Per la sua cottura è necessario un minor consumo di combustibile rispetto ad altri tipi di leganti, e di conseguenza minori sono le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. E il risparmio non è solo ambientale, visto che per coprire la medesima superficie, il dosaggio di calce è fino al 50% inferiore rispetto agli altri leganti. Grassello di calce è un materiale naturale antimuffa e traspirante che viene anche chiamato stucco veneziano, spatolato lucido, spatolato veneziano. Il grassello di calce miscelato con polveri di marmo risulta al tatto liscio e lucido. Antonio Liso, esperto in questo tipo di lavorazione, offre al propria clientela lavori di qualità prezzo ottimo. Grassello di calce. Il grassello con una vasta gamma di colori da poter scegliere e innovare i vostri ambienti abitativi. Siamo operativi nelle zone di Milano e provincia, Monza e Brianza, Varese eccetera.